Benvenuti da Telautobut. Voi alle lunes 23 di giugno e noi siamo a Ciurciovint in Taplè di San Martin, in dove verrà fatta la tradizionale benedizione dal mar di San Giovanni.
Domini
ad utero vocavit me, de ventre matris me recordatus est nominis mei. Deo gratia, utque ablasis resonare fibris, mira esorum auriculorum, sole polluti labilearum, Sancte Ioannes, Nuntius Cesto veni et solimo, de patrimonium ore nasciturum, nomen et ite serie gerende, ordine promini, ille promissi dubius superni, perditi conte modulos loquere, sed reformasti genitus perente, organa vocis, ventris offruso recubans cubili, senseras regem calamo manentem, in pares nati meritis superque, addita bandit, sit tempus patri geniteque proli, et tibi compar utriusque virtus, Spiritus semper, Deus unus omni, temporis eco. Amen. Iste puer mancor Domino, Nomen manus eius cum ipso est. Ut Pilatus est nobis usque profeta est, et legis formatus rai, internatus mulierum nostro ex in Maium Ioanne Baptista. Oh
Ioannis nativitate fecisti, da popoli tui spiritualium gratiam gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirige, in viam salutis eterne, per Christum Dominum nostrum. Due parole prima della benedizione dei maghi. 3 giorni fa, scorrendo le notizie sul cellulare, vedo acqua di San Giovanni. Molti di voi sapranno cos'è, perché non sapevo. Pensavo fosse un'acqua minerale, come c'è da vedere. Boc Italia. Vado sul sito e vi leggo una sintesi di questo articolo e poi 2 considerazioni. Il titolo recita così: come fare rituale di salute e prosperità durante la notte più magica di inizio estate. Allora, il rituale prevede l'utilizzo di acqua, fiori ed erbe spontanee da mettere in una ciotola che va lasciata all'esterno per tutta la notte, che va dal 23 al 24 giugno. Così che la rugiada possa depositarvisi sopra e creare la sua magia. L'acqua verrà poi utilizzata per lavare alcune parti del corpo, mentre si recita una preghiera, sentite cos'è la preghiera, durante la quale ci si isola dal mondo e ci si concentra su se stessi, sulla propria anima, sulle proprie vibrazioni. E poi sono sempre più persone a fare questo rituale di benessere e buona fortuna ogni anno. Gli effetti di questo rito porta rinnovamento, rinascita, purificazione, ma anche salute, fortuna e amore, e scaccia via il male. Anticamente l'acqua di San Giovanni aiutava a scacciare temporali violenti che potevano distruggere i raccolti, ma anche la siccità. Questo rituale origine antiche che uniscono sacro e profano, magia e spiritualità. Ci chiama la notte di San Giovanni la notte delle streghe, proprio per le vibrazioni energetiche che esplodono nell'aria. Secondo altre leggende, durante questa notte cadrebbe la rugiada degli dei, capace di nutrire la natura, conferendo le energie fortissime, le energie ricevute dalla natura, dalla rugiada e dall'influenza della luna, verranno trasferite al corpo. Ecco, fin qui l'articolo. Ho dato che la benedizione di Max ha degli aspetti simili a quest'acqua di San Giovanni, e c'è sempre il rischio, di miscelare cose che non riescono a stare assieme. Allora mi sono detto, qui bisogna fare un po' un'opera di discriminazione, ma questo termine noi generalmente gli diamo sempre un'accezione negativa, discriminazione razziale, dovuta al sesso, dovuta alla cultura, al colore della pelle, se andate a vedere su un vocabolo dizionario serio, vedrete che discriminare, i sinonimi sono distinguere, discernere, sapere, ed è un'esigenza della mente distinguere per poi agire. E allora mi sono detto, ma lo dirò in modo sommario, perché ho avuto poco tempo per prepararmi, il tempo e quello che è, ma mi sono chiesto, ma quali significati ha il nostro essere qui adesso? E ne ho trovati 6, pensandoci bene possiamo trovarne altri. E un significato antropologico. Adesso e magari anche oggi abbiamo vissuto, celebrato dei riti. Il rito fa parte della natura umana, dall'inizio della storia umana. Ho avuto la fortuna di vivere qualche anno tra gli indios dell'Amazzonia, ma lì miti e riti erano la spina dorsale della convivenza, davano significati a quello che si viveva. E quindi questo è un bene. Non possiamo vivere senza riti, ma sono dei riti semplicissimi che ripetiamo ogni giorno, più banali. Pensate alle azioni che appena ci alziamo dal letto facciamo, sempre quelle 4 o 5, o rito di metà mattinata, al solito bar del caffè, e
liturgici. Poi un significato sociologico. Oggi siamo trovati, alcuni sono arrivati al mattino per raccogliere il MAC e siamo qui con finalità simili, siamo assieme, abbiamo fatto nuove conoscenze, risalviamo le amicizie già stabilite, e questo è un altro significato molto buono. Poi c'è un terzo significato, bisogna definirlo storico-culturale. Da tempo immemore, questo giorno, questa serata, qui in questa pieve, si celebra questa benedizione del MAC, e questo fa parte del nostro essere, della nostra comunità, e esprime la forza della nostra identità. E sappiamo come un'identità forte di un popolo, di una comunità, ecco, questo l'aiuta a superare, ad affrontare le sfide, no, della storia. Un quarto significato l'ho definito sanitario umoristico. Anche questo terzo significato veramente è una bella cosa. Il quarto significato è anche questo un bene. Pensate al bene che fanno le erbe officinali. C'è il Cilento che qui da tempo immemore, no, è conosciuto per questo, e anche adesso. Pensate quanto possono sostituire, non sempre, a volte, no, le medicine di sintesi senza effetti collaterali, e anche questo è un bene. Poi c'è un quinto significato, ovviamente un bene anche questo, siamo qui per ricevere la benedizione del Signore e per benedire il Max di San Giovanni. Devo dirvi che da quando il Vescovo mi ha nominato esorcista valorizzo e ho capito l'importanza delle benedizioni, perché prima davi la benedizione non vedevi niente, adesso da anni, quando si fanno quelle benedizioni speciali e vedi gli effetti, no, a volte clamorosi, poi ti dici, se gli effetti si vedono lì, anche le altre benedizioni hanno un valore. E ecco ben cinque significati belli e importanti che rendono, no, fecondo il nostro essere. Ma c'è un sesto, e se c'è in qualcuno questo sesto potrebbe rovinare tutti gli altri cinque. Forse qualcuno, ascoltando quella sintesi dell'articolo, magari c'è già arrivato, lo chiedo, tanto siamo in famiglia, anche se ci riprendono. Qual è questo sesto significato che in alcuni può essere? Anche qua. Superstizione, bravo. Celestino, superstizione e magia. Io parlerei di quel significato magico. E allora il Signore ci lascia liberi, ci ama talmente tanto che ognuno di noi può fare le sue scelte. Qui vorrei dire solo che mettere, no, due puntini su lei, nel senso che possono fare le scelte liberamente, ma non cadere in quella trappola di mettere assieme cose che assieme non ci stanno. Dicevamo nell'articolo prima, no? Un mix di spiritualità e magia non stanno assieme queste cose. Quello devo scegliere non può tenere un piede in due staffe. Per un discepolo di Gesù, la magia, cioè fede in Gesù e magia sono proprio contrapposte. E so che alcuni magari ingenuamente, no, vanno a farsi leggere le carte, vanno dal mago, deve essere un mago che fa magia bianca, va da quella persona che lo mette in contatto con i morti, con i suoi cari, va dal medium, porta l'amuleto perché porta fortuna, tiene lontano il male, fa pratiche esoteriche o pratica le reiki, no? E magari così ingenuamente pensa che possa starci assieme alla fede, magari non si va a messa. Invece sono proprio due cose, voglio dire, che non possono stare assieme. In uno dei libri ancora più antichi della Bibbia, nel Levitico, è detto questo, no? Non parlare poi anche di San Paolo, di quello che dice. E qualcuno penserà, ma sei esagerato, no? Ecco, lì c'è un uomo, un ausiliare che partecipa agli esorcismi e potrebbe raccontarvi quello che è successo a una persona, conto solo questo
che ingenuamente, no, è andata a fare un corso di magia sciamanica. È stato sufficiente un incontro. E poi la tragedia, il disastro. Dopo una trentina di esorcismi, un cammino di fede, e quelle cose sono un po' rientrate. E il psichiatra, il psicologo ha detto: ma se tu sei stata bene fino a quell'ora lì e poi tutto è successo dopo quell'ora, è chiaro, c'è stato qualcosa lì. E proprio sotto l'articolo che vi ho letto c'era un altro dal titolo Rituali e guarigioni spirituali, ecco perché e come lo sciamanesimo, che ha portato alla disperazione di una famiglia, sta diventando la nuova frontiera del benessere. Ecco, io sono solo qua a dirvi attenzione, perché chi cerca forze che vanno di là dell'umano, chi cerca di controllare il futuro, di piegarlo a suo favore, no, è fuori, no, dalla volontà di Dio. Invece il credente accoglie tutto come dono e con Dio che Padre buono, dialoga e affronta le sfide della vita, riempiendosi, no, di quelle forze che noi non abbiamo, che sono forze soprannaturali ma che vengono da Dio. Ora, con l'invito dei miei predecessori, che ci prepariamo alla benedizione dei Max. In alto i macchie, ore onnipotens, sempiterne Deus, qui celum terra mare et punta visibili et invisibili, verbo tuo ex nihilo creasti, quique herbas arboresque terra ad usus hominum et animalium ginere precepistis, te supplices exoramus, ut as diversi generis herbas intercedente Sanctus Ioannes Baptista, benedicere et sanctificare tua pietate digneris, ut omnibus ex seis sumentibus in salutare medicamentum, et ab omnibus hominibus pecorebusque quibus fuerit talibite, omnem putredinem, omnem morbum, pestilentiam, ac dolorem omnesque inimicas infestationes, misericordite ramores. Qui in Trinitate perfecta vivis et reines, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominum vobiscum. Benedicamus Domino. Da fons Domini anime, ignoti resurti, ignota e musiche, adilurum chiami, che
trovare te, di stare insieme a te, unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non ha pace, il cielo gira intorno e non ha pace, un punto fermo in quella stella là, c'è un punto fermo in quella stella là, la stella polare fissa ed è una sola, la stella polare fissa ed è una sola, la stella polare, tua stella polare, la stella sicura, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota intorno a te, in funzione di te, e poi non importa il come, il dove, il se, che tu splenda sempre al centro del mio cuore, tu splenda sempre al centro del mio cuore. Il significato allora sarai tu, il significato allora sarai tu, quello che farò sarà soltanto amore, quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno tu, unico sostegno, la stella polare, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota intorno a te, in funzione di te. E prima di salutarvi, vi pensi che potete lasciare qualche filmato storico di questa benedizione dal Mag di San Giovanni a Ciurciovint sul nostro canale YouTube. Grazie come sempre per essere stati con noi e non state a smentire che dell'alto but al ben prima di tutto. Mandi mandi!